fare molto di più di quello che credi, di quello che pensi, per trovare la soluzione alla tua problematica persistente. In questo video, questa live, in questa diretta, voglio andare un po' nel profondo per aiutare quelle persone che, nonostante tutto quello che hanno visto in questo canale, non sono riusciti ad arrivare alla soluzione. Non parlo quindi per quelle persone che non mi conoscono o che non conoscono questo canale. Parlo principalmente per quelle persone che hanno capito che la propria problematica è una problematica principalmente emotiva, che è una problematica non facile da risolvere semplicemente con quelle terapie convenzionali. E non è una pratica questa che io ti invito a fare facile. Fosse stata facile, avresti risolto probabilmente subito con le solite terapie che molti altri terapisti ti hanno dato. Però voglio metterti in guardia che se soffri di cervicalgia, mal di schiena, ansia cronica, fibromialgia ed hai già seguito altri terapisti in questo campo, nel campo mind body, nel campo psicosomatico e ancora dopo mesi, no? Se non anni di terapia non hai ancora raggiunto il risultato, non vuol dire che troverai il terapista magico, magari io, che ti farà risolvere tutto. E questo lo dico a mio discapito, perché voglio essere onesto con le persone che mi seguono, con le persone che seguono questo canale. Il percorso Neurobalance, il mio, il metodo Neurobalance, è un metodo che è stato aggiornato continuamente negli ultimi 3-4 anni e ogni volta che ho, diciamo, seguito una persona uno a uno, personalizzata, diciamo, quindi il percorso era stato personalizzato, ho sempre poi cambiato qualcosa, ho aggiunto qualcosa, ho eliminato qualcosa dal percorso, dal videocorso, dal percorso online, perché quelle persone che non possono permettersi un mio approccio personalizzato possono seguire il percorso online. Quindi il percorso non è qualcosa semplicemente che lo fai, è tutto istantaneamente, è tutto entro 2 o 3 mesi e la tua problematica si risolve. Perché altrimenti non avremo così tanti milioni di persone a soffrire di dolori persistenti. Quando dico che bisogna scavare nel proprio profondo, nelle proprie paure, capendo che queste paure se non vengono espresse, se non vengono principalmente portate in consapevolezza, nulla cambierà. Potrai fare tutti gli esercizi di respirazione che vuoi, potrai fare tutte le meditazioni che vuoi, ma fin quando il tuo ego ti protegge dal portare su in superficie certe problematiche che ti fanno paura, e portarle su in superficie cosa intendo? Con la scrittura espressiva e sentendo quelle cose che arrivano in superficie, non cercando necessariamente di cambiarle, ma di sentirle e lasciarle che si esprimano da sole nel corpo. Non esiste quindi paura in questo momento. Quando arriviamo a stress, quando arriviamo a sentire questi sintomi persistenti, qualsiasi essi siano, contrazione, dolore, bruciore, e capiamo che per una volta possiamo viverli senza buttarli giù, per quanto possano fare male, perché sappiamo che con la consapevolezza queste problematiche sono problematiche che in realtà ti servono per svilupparti. Tutte quelle persone che pensano che queste cose che io dica sono cazzate, è utile che io dica che escono subito dal canale, che non mi seguono più, che seguono semplicemente le altre metodologie, gli altri approcci, gli approcci quelli mirati sempre solo al corpo. Quindi noto che a volte
le persone pensano che un programma o un metodo come il mio sia magico, sia qualcosa da cui affidarsi. Alessio, dimmi per filo e per segno cosa devo fare durante il giorno, da quando mi sono alzato a quando vado a cagare. Ve lo dico così perché è un po' uno sfogo per me, no? Le persone si aspettano che un terapista o una guida ti dica per filo e per segno cosa fare ogni singolo secondo della tua giornata. Quello non funziona così. Uno, perché la responsabilità è tua di quello che senti, di quello che credi, di quello che pensi. Ti posso dare degli strumenti, delle guide. Non posso darti una, una ricetta come se fosse fare la torta alle mele. Questi sono gli ingredienti, questi sono i grammi, fai così e risolvi. Perché siamo esseri umani, tutte con personalità leggermente diverse e problematiche leggermente diverse in famiglia. Noto che quelle persone che non hanno veramente risolto, o comunque tendono a avere resistenza a questo approccio, ma probabilmente perché hanno avuto anche resistenza ad altri approcci simili al mio, perché non vogliono scavarsi dentro. Non vogliono scavarsi dentro. E scavarsi dentro vuol dire continuare a fare la scrittura espressiva anche quando quando ti blocchi. Continuare a buttare, a vomitare fuori paure sul foglio. Continuare quindi, sì, la pratica, ma continuare a fare o iniziare a fare quelle cose che non hai fatto fino ad oggi. Non puoi continuare a fare le stesse cose sperando che le soluzioni appaiano lì, magicamente. Se in 2 o 3 mesi, la- diciamo, il tuo stato non è migliorato, probabilmente ancora c'è qualcosa di molto profondo che non hai tirato fuori. E stai resistendo a quella cosa, perché la stai controllando. Molte volte queste sono paure che mettiamo veramente molto molto giù nel profondo, in un cassettino dentro di noi e non le vogliamo aprire. Non le vogliamo aprire perché fanno male. Perché pensiamo che non riguarda noi aprire questi cassettini. Quindi riguarda più mi affido a uno psicologo, mi affido a uno psicoterapeuta, mi affido ad Alessio, sperando che io o quello psicoterapeuta apra quel cassettino. Non funziona così. Io posso dirti quali sono le problematiche dell'esterno, quali sono le pratiche che puoi utilizzare e poi sta a te iniziare quel percorso per aprire quel cassettino. Se ad un ostacolo, ad ogni ostacolo, troviamo quella scusa del ma io ho fatto tutto, però quel cassettino non l'ho voluto aprire perché mi blocco, perché se scrivo di quella cosa l'ho scritta già 100.000 volte quella cosa che mi fa star male, sto parlando della scrittura espressiva. Se ti blocchi, ci sarà un motivo. E se c'è un conflitto all'interno di te che crea un sintomo, ci sarà un motivo perché ti sta proteggendo. Quindi questo è un po' uno sfogo per me, perché stavo scrivendo della scrittura espressiva, stavo facendo per me la scrittura espressiva, dopo che ho fatto un colloquio ieri con una persona che seguo da diversi mesi, e la frustrazione di non migliorare è una frustrazione che sia per il cliente che per me. E faccio questo lavoro per aiutare. Ma non tutti, ovviamente, non il 100% delle persone che fa un percorso di questo genere riesce a risolvere perché probabilmente ci sono delle cose molto 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 profonde che nessun terapista è riuscito a tirarti fuori. Non vuol dire che sono io che te lo devo tirar fuori. Ok? Io devo essere anche onesto, umile, e dire io non posso risolvere tutte le casistiche se quella persona veramente non si apre, vulnerabile, con coraggio, a tirar fuori tutte quelle cose nel cassettino che aveva dentro.
E non sarò io a sforzarti, a forzarti di farlo se non lo vorrai fare. E bisogna avere anche la costanza di dire, ok, lo apro con coraggio quel cassettino, magari un cassettino di ricordi, di memorie, un cassettino in cui ha creato la tua personalità, quel cassettino lì. Quando dico cassettino intendo qualcosa che è successo o che sta succedendo e cerchiamo far finta di non vederlo. Oppure lo so che è questo che mi fa star male, però continuo ad andare avanti come un treno e sperare che il mio sistema nervoso, il mio corpo, diciamo, vada avanti senza pensarci. Perché forse ci sono degli approcci che ci hanno detto bisogna pensare sempre positivo, bisogna andare avanti, non dare spazio alle tue paure, non dare spazio alle tue preoccupazioni, vai avanti, guarda solo positivo. Può funzionare per un certo punto, per un certo periodo. Poi se c'è qualcosa dall'interno che ti sta turbando, è meglio dirla, è meglio farla fuori. Farla fuori cosa intendo? Esprimerla su un foglio o dirla e prenditi la responsabilità che quello che stai dicendo è proprio la radice del dolore, la radice del conflitto che ti ha creato un problema di natura psicosomatica. Sto parlando di problematiche come sintomi di sbandamento, sintomi di cervicalgia, sintomi di mal di schiena, sintomi di sciatalgia, sintomi di bruciore nella zona pelvica, mal di testa. Non cercare la soluzione magica, cerca l'approccio, cerca il metodo. Perché si chiama metodo Neurobalance? Non perché è una ricetta con dei grammi per fare una torta, ma è un approccio dove ci sono varie tecniche all'interno, scegline una di queste, se il tuo percorso è personalizzato sceglierei una di queste insieme a me, altrimenti puoi sceglierne tu una che ti piace rispetto alla scrittura espressiva, alla meditazione, o a volte solo l'educazione e la consapevolezza fa la differenza. Ieri ho fatto una consulenza, se non sbaglio era ieri o l'altro ieri, non ricordo, con una persona che soffre di dolori pelvici, bruciori, ed era la prima volta che aveva solo un mese e mezzo fa, ha capito eh, della TMS. La TMS è Tension Myositis Syndrome, questa sindrome che poi era stata portata a questo nome dal dottor Sarno. Lei soffriva di dolori pelvici, guarda caso sono arrivati dopo un periodo di grande stress, ok? Questi dolori pelvici non erano causati da nessuna problematica organica, ha fatto tutte le visite. La cosa che avvantaggia questa persona è che è nuova di questo approccio, che sa adesso e si apre la lampadina e dice, oh Dio, guarda, puoi vedere che tutto quello che sto sentendo, quei bruciori, quelle cose sotto, insomma, nella parte pelvica, sono relativi a tutto questo stress. E allora cosa posso fare per tirarlo fuori, questo stress? Cosa posso fare? Quindi rimane la persona aperta alle possibilità. Ma noto molte persone e questo è un mio errore, che magari arrivano a me con la speranza che io gli dia una tecnica miracolosa per aggiustare il proprio corpo, senza prendersi la responsabilità di dire, oh, effettivamente queste sono le cose che devo tirar fuori, no? Lo devi dire te, qual è? Altrimenti puoi andare dallo psicoterapista per anni. Lo psicoterapista anche in questo caso non ti tirerà fuori quello che tu non vuoi tirare fuori. Possiamo utilizzare molte volte la psicoterapia o qualsiasi terapia come escamotage per far lavorare più il terapista che te. Molte problematiche si sono risolte senza il mio aiuto personalizzato. Si sono risolte semplicemente guardando i miei video, semplicemente leggendo delle cose che ho scritto o leggendo dei libri.
ti fa capire che quelle persone erano pronte al cambiamento, gli bastava solo quel piccolo spin, quella piccola spinta di aprirsi e portarsi alla risoluzione. Sono estremamente amareggiato quando una persona non migliora. Sono estremamente frustrato quando una persona non migliora, semplicemente, soprattutto se la seguo io personalmente. Sono frustrato dal fatto che da parte mia magari non ne ho toccato quel piccolo tasto per dire, oh, svegliati, ci sono queste cose che non hai visto e lavoraci. A volte sono molto gentile, cercando di portarti a capirlo da solo, ma quando passa troppo tempo e noto una chiusura, noto che effettivamente anche io devo fare uno step avanti. E questo è frustrante per me perché vorrei che la persona sia la prima a prendersi la responsabilità di quello che ha all'interno e di lavorarci attraverso gli strumenti che gli do. Ma sul 100% degli strumenti ce ne sarà uno, tra cui la scrittura espressiva, questo 1%, 2%, che è il più difficile da tirar fuori, che è il più difficile da lavorare. E quindi è più facile dire, vabbè, ma è il nervo vago, dai, facciamo un po' di stimolazione al nervo vago, facciamo un po' di respirazione, facciamo un po' di movimento, che è assolutamente molto utile, ma è più difficile fare una scrittura espressiva e mettere nero su bianco su carta quello che ti fa star male. Soprattutto per 20 minuti sembra un'eternità. Quelle persone che fanno questo lavoro e non guardano se il sintomo è continuamente uguale tutti i giorni e dicono io butto fuori quello che c'è da buttare fuori. 20 minuti, non tutta la giornata, 20 minuti. Ok? È un po' come vomitare su un foglio qualcosa che non va bene e invece di tenertelo dentro, mettilo sul foglio e poi continua la tua giornata normalmente. Sì, fai la meditazione, sì, fai il movimento, ma non continuamente guardare i sintomi. Non guardare i sintomi come dire, hai visto? Ho fatto tutto, è rimasto ancora uguale. Ma prima di tutto hai fatto tutto quello che era necessario per dare sicurezza al tuo sistema nervoso. Non so se qualcuno di voi lo sa, ma la scrittura espressiva o la scrittura terapeutica, quindi scrivere qualcosa su carta per 20 minuti che ti fa star male, che ti stressa, rinforza il sistema immunitario. Ti sembrano cavolate queste, se te le dico, ma non lo sono. È così, è scienza. Ma non sono io a dirti cos'è che devi buttare fuori su quel foglio. Posso darti dei suggerimenti, delle, delle domande, posso darti a delle domande a cui tu puoi rispondere su carta, ma solo tu lo sai. E io non lo devo sapere necessariamente quello che stai scrivendo. E tu pensi, ma dopo che lo scrivo, non avrò mica risolto la problematica esterna della mia vita, giusto? Non l'avrai risolta, ma l'avrai espressa. E il tuo corpo chiede semplicemente di esprimere, perché solo così puoi rilasciare quelle tensioni, quei conflitti. Guarda caso, se fai nelle mie meditazioni, avrai visto che i tuoi sintomi, qualsiasi essi siano, durante la meditazione vanno giù. Questo ti fa capire che il tuo sistema nervoso in quel momento si sente più calmo, si sente protetto. Ma qua lo stiamo semplicemente facendo abbassare di stimolazione, ok? Lo stiamo facendo rimanere al sicuro. Se noi però facciamo solo questo, senza pensare a quali sono i nostri conflitti interiori, finita la meditazione, i sintomi ritornano su. E questo è un programma che può girare per mesi, anni, decenni. Non cercare la formula magica, non cercare l'esercizio magico che risolve tutto in un giorno. Perché fin quando non hai tirato giù tutto,
e non ti sei arreso a quelle cose che senti mentre che scrivi, arreso al fatto che non devi controllare nulla, che non devi performare, che puoi dire di no alle persone anche quando le persone ti dicono aiutami, 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 ho bisogno di te. Puoi dire ti aiuto, ma questa cosa mi sta facendo male. Non posso aiutare una persona se lo faccio contro voglia continuamente. E questo mi ha fatto capire moltissimo anche a me, da terapista. Ci sono delle persone che io non voglio aiutare perché non posso aiutare. Perché prendono tanta di quella mia energia del spiegare, rispiegare e rispiegare, che a volte è meglio non seguire quella persona per niente. Tante persone ho rifiutato in questi mesi. Le ho rifiutate perché non posso aiutare tutti. Semplicemente. Poi devo dare l'esempio anch'io, anch'io ho questa sorta di voglia di people pleasing, si dice in italiano, cioè di far piacere a tutti. E anch'io mi devo dare una svegliata in questo, del dire, nessuno necessariamente vedendo questi miei video, non tutti, intendo, devono dire Alessio è bravo, oppure queste cose funzionano per me, grazie, cioè ci sono delle persone che potranno criticare, potranno mettere dei messaggi, dei commenti negativi e va bene così, forse anche meglio, perché ogni persona ha il suo percorso da fare. Ho scelto questa strada difficile della terapia psicosomatica, che a volte dico, ma chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare ad andare avanti con video settimanali, a volte giornalieri, per ribadire sempre le stesse cose, dove magari un 20% della popolazione in realtà queste cose non ne vuole per niente sentire, o 30% della popolazione. L'altro 30 però ha risultati e dico cavolo, ma allora se questo 30-70% ha risultati, cosa faccio? Lascio tutto per quel 30% che invece dice no, è troppo difficile, non funziona niente. E vado avanti e dico vabbè, facciamo un altro passo. Magari un'altra persona riusciamo ad aiutarla. E ci rimetto tutto il mio interesse per aiutare quella persona che però non vuole in realtà cambiare. E lo so che è una cosa strana che una persona soffre magari per anni, ci mette tutto l'essenziale, tutto il 100%, però sotto 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 c'è qualcosa ancora che sente che non vuol tirare fuori. Questo lo vedo molte volte nelle mie, nelle mie consultazioni. Non metto in dubbio che non tutti, anzi, sono sicuro, non tutti possono permettersi un percorso personalizzato con una persona, con un terapista, perché è dispendioso sia di tempo che soprattutto di risorse economiche. Però devi prenditi la responsabilità di decidere di farlo da solo e mettere tutto il tuo 100% per farlo da solo. Se pensi che tutto questo che devi affrontare lo puoi fare da solo, fallo. Sono il primo che fa le cose da solo, prima, prima di chiedere aiuto. E a volte chiedere aiuto ci vuole molto coraggio, molta vulnerabilità, perché dice non riesco a farlo da solo. Vado a leggere qualcosa che mi è stato scritto prima, vediamo se riesco a leggerlo. Mi sa che è andato giù. Vabbè, c'era un messaggio molto lungo, però vediamo un attimo. No, non riesco a leggerlo, ragazzi. Me lo son perso. E
Mi ricordo quando ho seguito mesi fa una persona che soffriva di emicrania da più di 20 anni, e ne ho seguite diverse con queste problematiche di decenni, che per 4-5 mesi non era cambiato niente, o poco. Meglio, lei si sentiva dentro di sé che c'era qualcosa ancora da smuovere, sapeva che il percorso era quello giusto, e io in quel momento ho detto, io ho dato tutto, io ho dato tutto, da parte mia, come terapista. E, e dopo che ho mollato io l'ho presa, dal dire, perché anche c'è qualcosa, anche un senso di controllo da parte mia, no? E questo lo dico apertamente, sono vulnerabile in questo momento in cui vi sto parlando perché è un momento particolare, insomma, della mia carriera, per vari motivi. Sono arrivato un po' a un bivio, perché prima volevo salvare tutti, ora ho capito che non tutti possono essere salvati, o meglio, non c'è nessuno da salvare, c'è solo, posso fare solo il mio con questi video, cercando di dare qualcosa, poi se le persone di fronte non recepiscono, va bene lo stesso. Magari sono io che non lo spiego bene, magari sono io che eh, non sono così empatico, comunque bravo ad arrivare a toccare l'essenza di una persona, cerco di farlo comunque, non sono per tutti, non è per tutti questo programma. E pensavo, questa persona, quella persona che ti dicevo di 20 anni con dolori persistenti alla testa, mal di testa, ho detto guarda, magari questa persona deve ancora cambiare, non è ancora pronta. Non sarò io quella persona che la spingerà al limite per dire ora cambi. Nessun terapista lo può fare, una persona lo può fare. Però devi capire che quando stai tanto, tanto, tanto male, niente sta cambiando, è perché sei ancora aggrappato alla tua vecchia identità. Ora sembra strano, ma c'è un'identità nel dolore, c'è un ego nel dolore. Ed è, dobbiamo lasciare andare quella identità, con tutte quelle credenze, quelle, quelle paure, per portarci nella nuova identità, quella della guarigione, dove effettivamente il sintomo non sarà più lì perché non c'è nulla più da proteggere. E sembra che tu stia morendo fisicamente, senti che è atroce a volte il dolore per certe persone, no? Ci sono delle casistiche in cui i dolori sono tanto intensi, tanto diffusi, parlo di fibromialgia per esempio, tanto diffusi, tanto sbandamento, tante problematiche. E lì all'interno c'è un'identità che ti sta dicendo, ti sta dicendo devi cambiare, o cambi o non possiamo andare avanti così. Tu dall'esterno, l'ego ti dice no, no, assolutamente, io sto facendo tutto quello che posso, ma non riesco, non c'è nulla da fare. È perché sotto sotto quella identità non vuole cambiare. È per questo che è difficile cambiare credenze, cambiare abitudini, perché sono programmazioni all'interno del nostro inconscio che ci tengono bloccati in quella situazione. Ci vuole coraggio, ci vuole espressione, ci vuole apertura mentale, ci vuole vulnerabilità per cambiare e dire adesso lascio andare tutto quello che mi è stato detto fino ad oggi, che ho capito fino ad oggi, ho capito che il mio problema è interno, allora vado avanti verso la nuova identità. Per andare verso la nuova identità devo cambiare totalmente i miei pensieri, le mie credenze, devo uscire dalla comfort zone, non posso fare la stessa vita di prima, cioè cosa vuol dire? Non è che ricambiare casa, nazione, famiglia.
ma non puoi essere la stessa persona che eri ieri se vuoi guarire. Deve cambiare. Questo è essenziale. Ed è vero che un cambio di ambiente può aiutare, un cambio di lavoro può aiutare, ma non è necessario tutto ciò. Certe persone sono rimaste nello stesso posto, con la stessa famiglia, sono cambiate loro. Puoi cambiare anche l'esterno, ma se non cambi tu all'interno non succederà nulla. Io posso andarmene in Australia con la fibromialgia, sempre la fibromialgia avrò, ok? Ora, vi ho fatto l'esempio della fibromialgia, ma potrebbe essere il dolore alla schiena, il dolore alla cervicale. Io quando ho sofferto di dolore alla cervicale eh, dai 18 ai 23, 24, anche forse qualche anno dopo, ho cambiato differenti cose, lavoro, nazione, totalmente vita, lingua. Sono andato dall'Italia alla Nuova Zelanda, dalla Nuova Zelanda all'Australia, alla Francia, alla Spagna, alla Svezia. Dolori erano sempre lì, fin quando poi non ho aperto gli occhi e ho detto, cavolo, devo vedere che tutto quello che sento era relativo a un conflitto. Ho dovuto aprirmi, cioè era necessario. Io sono una persona diversa da quando avevo 23 anni e tenderà, degli aspetti del mio carattere tendono a, a tornare indietro, ad agganciarsi a quelle caratteristiche di quelle persone che soffrono di dolori persistenti, esempio perfezionismo, senso di controllo. Se qualcuno ti critica, incassi insomma, sei molto suscettibile, incassi quella cosa che ti hanno detto e dici, ah, vuoi vedere che non sono bravo abbastanza. Vuoi vedere quella persona ha ragione. Io non sono bravo abbastanza, io non sono in grado di fare una cosa perché mi è stata detta. Controllo su tutto, controllo sui sintomi, controllo sulle persone, controllo sui sentimenti. Non devo sentirmi così perché se mi sento così sono debole. Le altre persone sono sempre uno step prima di te. Gli altri sono sempre più bravi di te, cosa che non è vera. Queste sono tutte cose, credenze che sono arrivate da micro traumi nel passato. E tendi e tenderai a vedere sempre qualcosa che non va all'esterno, che non va di te, che non va all'esterno, perché ribadirà questa cosa, questa connessione, matcha perfettamente, si linka perfettamente con la tua identità. Ma questa identità deve cambiare. Una delle cose che mi ha aiutato tantissimo è la scrittura espressiva, lo ribadisco. Lo scrivere nero su bianco, quello che mi fa star male, oppure dirlo. Io ho trovato YouTube che mi aiuta moltissimo a parlare a me stesso, però ci sono magari centinaia di persone che vedono questi video e mi aiuta a essere vulnerabile e a prendere anche le critiche di quelle persone che scrivono e commentano questi video, capendo che non c'è nulla che può succedere di sbagliato, di brutto, anche se le persone commentano negativamente, anche se le persone arriveranno a non necessariamente guarire la propria problematica, perché questa cosa la faccio più per me, per il sviluppo personale, perché per me è una missione, che veramente per gli altri. A volte ho detto, ho capito questa cosa negli ultimi mesi, dico, ma è possibile che ogni volta che una persona, ci sono milioni di persone con dolori persistenti di fuori, ma è possibile che io possa aiutare tutti questi milioni di persone? Non è possibile. È un po' come voler fermare la guerra o come voler fermare la fame nel mondo. Ma chi sono io? E quindi questa cosa del raggiungere un qualcosa di ideale, grande, ti porta a una grande responsabilità
e che non è necessaria. Molte volte ci mettiamo delle responsabilità addosso, nelle spalle, e te lo dico quando se soffri di dolori persistenti magari al collo, alla schiena, ti stai mettendo delle responsabilità addosso che non sono tue. E a volte devi chiedere anche aiuto alle persone se pensi che quelle responsabilità te le stai mettendo addosso. Non è un caso che ho amici che fanno 3-4 lavori e poi hanno dolori persistenti alla schiena, ansia. Perché quei 4 lavori li fanno con un'energia del oddio, devo raggiungere quell'ansia, quella paura, per avere di più. Non perché necessariamente vogliono di più, ma perché si sentono non abbastanza rispetto alle altre persone e quindi vogliono raggiungere di più. E non c'è nulla di sbagliato nel raggiungere di più. Bisogna capire se lo fate più per loro, per gli altri o per voi stessi. E sono arrivato al punto che a volte dico chiudo il canale, basta. Perché mi ero reso conto che a volte quando faccio i miei video lo faccio più per gli altri che per me stesso. Queste live le faccio più per me stesso, perché questa è una scrittura espressiva per me. E ho capito che solo essendo autentico e vulnerabile le persone capiscono veramente, cioè solo così posso aiutarle. Però mi arrendo all'obiettivo di cambiare tutti. Mi arrendo, mi sono arreso all'obiettivo di cambiare tutti perché non tutti possono cambiare. Se il dolore è, è lì per uno sviluppo personale, non è mia responsabilità che quella persona cambi, ok? Spero che questo sia chiaro e le persone che poi cercano il mio aiuto siano persone che hanno preso al 100% la responsabilità di voler cambiare. Perché lo annuso nell'aria quando certe persone poi arrivano a me nella prima consulenza e mi dicono questo è quello che ho, questo è quello che deve cambiare, il dolore, il sintomo. No, non cambierà il sintomo se non cambi tu. Quindi dobbiamo essere subito pronti a dire ci sarà un percorso da fare di cambiamento interiore. Se non cambio dal punto di vista interiore non cambierà il mio dolore. Quindi l'obiettivo non è cambiare il dolore, non è cambiare il sintomo, ma sviluppare e crescere dal punto di vista interiore. E molte volte questo cosa vuol dire svilupparsi e crescere? Vuol dire arrendersi. Arrendersi a qualsiasi cosa il corpo ti sta dicendo. Ok. Penso che ho parlato abbastanza.